conto già dalla prossima settimana a fare un altro incontro con il ministro Gelmini, mi incontrerò anche con i tecnici per cominciare ad abbozzare quello che saranno i passi successivi per portare avanti il nostro progetto di autonomia. Da qui si riparte già nei prossimi giorni, assicura il presidente Zaia a Villorba, per presentare il candidato sindaco di Lega e Fratelli d'Italia. Sindaci, dice il governatore, che proprio nel percorso dell'autonomia hanno un ruolo chiave e non manca un mezzo avviso ai naviganti. L'autonomia ce la meritiamo, ho bisogno di una squadra di sindaci che ci credano. Io ho ancora 4 anni da fare in regione, molti sono felici, però sta felicità gliela tolgo all'ultimo istante. Più in generale la questione politica resta immutata, così come pare di capire le resistenze centrali, nonostante le dichiarazioni di principio. Non è che a Roma fanno i salti di gioia per l'autonomia del Veneto, però fortunatamente, avendo un referendum alle spalle con 2.273.000 veneti che hanno votato, è più facile andare lì a battere i pugni. Si riprendono bene, diciamo, le attività, anche perché sono state ferme ormai una ventina di mesi a causa del coronavirus. Coronavirus che, va detto, continua a colpire, come dimostra il numero dei ricoveri in costante aumento, ma comunque circoscritto a livello ospedaliero grazie ai vaccini, campagna vaccinale che Zaia rivendica. Siamo arrivati a 6 milioni e mezzo di dosi. Sentite, io penso una cosa, che sia un fatto di civiltà. Noi non siamo chiamati a decidere se devi vaccinarti o no, ma siamo chiamati a darti l'opportunità di vaccinarti se vuoi vaccinarti. Ma se tu non ti vuoi vaccinare, la tua libertà finisce dove inizia la mia. E deve essere chiaro questo. Questa è la domanda tutt'altro che retorica nei giorni in cui aumentano gli attacchi di alcune frange del popolo Novax e No Pass, un clima d'odio che preoccupa. Dal 22 febbraio 2020 che stiamo inanellando minacce, lettere minatorie e altro. È segno dei tempi, mi sento solo di dire che il conflitto e la violenza non serve a nulla. Concetto ribadito dal palco con toni molto più forti. È vergognoso e vomitevole sentire persone che ancora dicono in giro che è la roba che riguarda i vecchi, che è una roba che riguarda i malati, perché non hanno diritto di vivere queste persone. Noi veneti non siamo così. La vaccinazione, cari signori, lasciatemelo dire, ci sta portando fuori da questo casino.